Buongiorno, come sempre do il benvenuto a nome del Rotary Club Conegliano Vittorio Veneto e del Rotary Club Conegliano, che come sapete sono gli organizzatori di questa rassegna Concerti Meridiani. Ringrazio il Comune di Conegliano per il patrocinio e anche per l'ospitalità che offre gratuitamente in queste belle sale che possono essere al convento di San Francesco oppure in altri posti della città. Questa mattina i protagonisti sono gli allievi di una scuola coneglianese, del liceo Marconi. Abbiamo dei chitarristi, 4 chitarristi. Il concerto si svolgerà in 2 parti. La prima parte sarà animata da un chitarrista solista, poi avremo un quartetto. Non vi rubo ulteriore tempo, per il programma di sala avete a disposizione il cartellino. Ringrazio come sempre Vive TV che sta riprendendo il concerto in diretta. Il concerto sarà poi rivedibile su YouTube. Buon ascolto. Darel, l'antigua Venezia. Buongiorno a tutti, spero che siate bene tutti questa mattina. Adesso io vi vorrei proporre uno dei brani più cari a me, ovvero le 2 canzoni Lidie. Sono 2 canzoni, ma è un brano stesso, di questo compositore Nuccio D'Angelo, che l'ha composto nel 1984. E sarà un ascolto particolare perché non è un brano per chitarra come siamo abituati un po' tutti a sentire, non è così classico, non è così romantico, è più verso il Novecento, quindi un linguaggio molto diverso da ciò che potreste aver sentito. Non ci sono melodie, sentirete solo un piccolo temino che si ripete, ovvero il semitono e la terza minore, dappertutto. Quindi spero possiate seguire quello che faccio e vi auguro un buon ascolto.
sempre da Rel, l'antigua Veles, da Giulia Caccamo, da Davide Rigo e da Nicolas Rosso, i quali eseguiranno un brano composito, sono 8 piccoli brani. Il titolo è Estampas e poi provvederanno loro a presentare i singoli brani. Ecco a voi dunque Giulia. C'entro un attimo. Adesso. Colgo l'occasione di questo attimo di preparazione per ringraziare il professor Andrian, la persona che sta sistemando la sala in questo momento affinché gli allievi possano esibirsi al meglio. È il docente che li ha preparati, quindi un ringraziamento, un applauso al professor Andrian. È tutto fatto. Mentre si preparano un attimo, io dico 2 parole su questi pezzi. Le Stampas di Federico Moreno Torroba sono una serie di 8 brani che loro suoneranno di fila e sono composti all'inizio del Novecento, un linguaggio molto più facile rispetto al pezzo precedente, e Stampas sta per stampe, per cartoline, per immagini. Ognuno di loro rappresenta un momento della vita quotidiana della Spagna del primo Novecento. Quindi adesso vado un po' a memoria, ma il primo è una danza, un fandango, come se ci fosse un cavaliere messicano, si chiama Fandango Charro, Bailando un Fandango Charro. Il secondo è Remanso ed è un brano che significa stagno, che vuol dire proprio una cartolina dove c'è un ambiente quasi magico, quasi incantato da un'immagine, no? Possiamo immaginare questa visione e appunto il compositore ha voluto dare questo senso di tranquillità. Il terzo è La Siega, che significa il raccolto, letteralmente con la sega, no? Iniziano dicendo. Il quarto, devo vedere i titoli, non li ricordo tutti. La festa nel pueblo, la festa del popolo, e quindi è molto tranquillo, e no, non tranquillo, molto, molto festoso. Amanecer, aiutami. Amanecer. Sì, ma significa... alba, grazie. Nel senso che so come suona, è molto tranquillo, molto luminoso. E dopo abbiamo la boda, la festa del matrimonio proprio. E infine il cammino del molino è proprio la ruota che gira, quindi noi immaginiamo questo meccanismo, quindi sempre questa immagine. E l'ultimo, giochi infantili, quindi un altro brano molto gioioso. Buon ascolto.
questo bis, noi faremo come bis appunto Bailando un fandango charro, che è il primo pezzo che abbiamo eseguito. insieme con il Coming President del Conegliano, del Rotary Club Conegliano, consegniamo gli attestati a ricordo e anche ad ogni buon fine, perché sappiamo che per voi studenti avere crediti formativi è importante. Speriamo che l'attestato possa costituire punto di merito. Ecco. E allora ancora chiedo un applauso per Giulia Caccano, per Darel L'Antigua Veles, ricordiamo come sempre la ragione del progetto Concerti Meridiani. Questi giovani musicisti si esibiscono per la loro scuola, quindi il contributo che vorremmo dare, assolutamente volontario ma graditissimo, va alla scuola di appartenenza di questi giovani musicisti, la scuola che li forma. Quindi grazie a questi giovani e grazie alla scuola. Maestro, e io approfitto per ricordare gli appuntamenti prossimi. Allora, mercoledì 25 al Dina Orsi avremo un Poetry Slam. Per gli amanti della poesia vi assicuro che è un'esperienza nuova ma molto gradevole, quindi vi invitiamo a partecipare. Dina Orsi, mercoledì 25 ore 20:45. E poi non finisce qui, perché abbiamo a Vittorio Veneto il venerdì 27 alle 20:30 nella chiesa di Sant'Andrea di Bigonzo, sempre Rotary Club Conegliano Vittorio Veneto e Rotary Club Conegliano in sinergia presentano un concerto di musica
sacra, misto, tradizionale, diciamo così, antico e contemporaneo, da non perdere, vi assicuro. Abbiamo poi ancora molto, e il 29, la domenica prossima, non ci sarà un concerto meridiano, così come non ci sarà il giorno di Pasqua. Però uno degli istituti che aderiscono al nostro progetto Concerti Meridiani farà un concerto, l'Istituto Michelangeli, presso l'impresa Carpenè, qui in città. Quindi chi non vuole perdere l'abitudine del concerto domenicale può informarsi per partecipare a questo appuntamento, che non fa parte dei meridiani ma che comunque è sempre ben gradito, perché più musica c'è e meglio si sta, come sappiamo. Dopodiché meglio che incontri gli occhiali, così non sbaglio. Vi ricordo il 10 in musica dei nostri giovani musicisti, l'istituto del quale fanno parte questi giovani musicisti, il Liceo Marconi, fa ogni mese il 10 in musica. Il giorno 10 del mese, di qualunque giorno capiti, loro fanno concerto. Quindi è bene saperlo, perché mi pare sia il pomeriggio di solito, sì, alle ore 10:30. E comunque nel sito della scuola, per chi ha piacere trova informazioni, e ve lo raccomando perché è un bellissimo appuntamento. E ultima cosa, poi davvero ho finito, il giorno 12 riprendiamo, domenica 12 riprendiamo i concerti meridiani. Saremo al Duomo con un bel concerto di organo, come è abbastanza intuibile, e tromba. Quindi per 2 settimane niente meridiani, ma non perdiamo l'abitudine, rimaniamo saldi al nostro mezzogiorno concerti meridiani con i giovani musicisti. Grazie e buona domenica.